acquistato a bassissimo prezzo degli attrezzamenti di terreno non collegati a strade, per cui li acquistano a basso prezzo, poi rendono urbanizzati, cioè vengono edificabili tramite tramaggi in comune, rendono edificabili queste zone, prendendo dentro anche aree di pertinenza di piccoli proprietari, i quali sono coinvolti, anche loro malgrado vengono illusi eccetera, a urbanizzare queste piccole aree a condizioni improponibili. Vorrei proprio che lei parlasse di questo argomento, detto Carimani, ecco, perché ci sono delle convenzioni, perché queste aree possono essere edificate solo a condizione di formare, no, non è possibile un consorzio, perché di solito si tratta di 3-4 proprietà, ecco, quindi è concepibile fare un consorzio. Il comune però tratta i soggetti attuatori come un'unica entità, quindi i partecipanti, i pochi partecipanti hanno la responsabilità solidale l'uno nei confronti dell'altro a favore del comune. Ecco, a me è capitato di leggere il testo di una convenzione, di fare un salto sulla sedia, che sono condizioni inaccettabili e non più attuabili, quando le deduzioni che vengono richieste dal comune non sono più facilmente concesse dalle banche, le quali richiedono condizioni improponibili. Quindi gente che si è trovata così, suo malgrado, a sua insaputa, veramente a essere titolare di un'area edificata, a dover pagare l'ICI senza nulla aver chiesto al comune e non potendo edificare su queste zone. Vorrei che lei si occupasse un attimo, perché qui la fanno da padrona certi costruttori, i quali dopo mettono alle strette i piccoli proprietari, i quali dopo sono costretti a vendere i loro piccoli terreni a loro, e i costruttori fanno condomini orrendi in zone verdi, belle, diciamo belle, naturalmente belle, e li riempiono di condomini orrendi che restano quasi tutti sfighi, sui quali condomini non pagano neanche l'ICI. Non so se lei vuole. Lo fanno a volte le scelte così, non pagano. Ecco, mentre questi piccoli proprietari vengono gravati dall'ICI, quindi questo è ormai costume, si rovinano delle famiglie contro l'arricchimento dei pochi costruttori. Grazie. Io abito a Colari in Arcise, provincia di Verona, e all'interno di un'azienda che era di mio nonno, e adesso tra cugini, nipoti, pronipoti sono coinvolte 52 persone, insomma, compresi i bambini piccoli, insomma, ecco. E sono una cinquantina di ettari, e vorrei che si fosse data una gestione diversa da quella che è adesso, che è stata affittata perché mio fratello è diventato anziano e non può più lavorare. Vorrei che fosse lavorata da più persone, perché lì ci sarebbe posto da lavorare e mangiare a molte persone, e quindi si avesse come obiettivo finale produrre il cibo per sé e per i vicini. Allora io ho cercato prima devo coinvolgere i miei parenti, insomma, perché non posso fare quello che voglio, e avevo intenzione di attuare lì nella terra un orto collettivo, però essendo in campagna difficilmente ci sono persone che necessitano di terra per un orto collettivo, perché in genere hanno la terra, hanno il proprio orto. Allora ho pensato che si deve dare una motivazione maggiore
a un progetto del genere, e quindi che un orto collettivo come altre cose potessero essere servizi condivisi e vissuti dalla comunità locale. E allora mi è venuto in mente il percorso della città in transizione, che penso che molti di voi saprà cosa sono, dove appunto si cerca di attivare la comunità a una autosufficienza, un'autoorganizzazione, in modo di non dipendere più da poteri forti e invisibili che ci lasciano senza lavorare da un momento all'altro, e che invece si possa avere in mano la propria vita, si possa far agire la nostra responsabilità, la nostra creatività. Cioè mi ha molto colpito, insomma, questa modalità che mi sembra che sta prendendo piede in qualche zona, in qualche anche paesi, come l'Inghilterra mi sembra. Niente, volevo solamente dire questo, che si comprendesse come anche in questo periodo di crisi, che viene detto anche prima, lo diceva di nuovo Albino, però non per dire che quello che si fa qui finora l'ho sentito e che sento dei punti che condividono questa mia tensione, per esempio quando si è detto che dall'ambiente bisognerebbe passare all'attenzione alla comunità vitale, cioè non solamente, cioè creare comunità vitali, creare gente che in relazione tra loro riescono a produrci il necessario per vivere, per una vita anche di responsabilità e di creatività. E così, insomma, anche noi penso che potremmo, questo non l'ho sentito qui, che proprio utilizzando il momento di crisi dove le persone rimangono anche senza lavoro, si potrebbe lavorare assieme proprio per risolvere i problemi attuali di queste persone, cominciare a risolvere questi problemi. Certo che ci vuole tempo e non si può credere di rovesciare il mondo in poco tempo, però ci sono dei percorsi, per conto mio, da privilegiare, che sono quelli dove le persone vengono rese attive e non a subire decisioni di leggi o di poteri che non si sa da dove provengono. Grazie. Io sono Cristiano Gasparetto di Italia Nostra, di Venezia e no Grantinari. Lo dico non perché per fare amici, ma perché queste tre associazioni, il comitato e le associazioni, sono molto diverse anche per storia e quindi rappresentano una cultura, alcune più brevi, alcune più diverse. E però per me è molto facile stare in tutte e tre, perché in qualche misura si è costruito insieme, non è facile, una visione per quanto riguarda il nostro territorio, o forse addirittura una porzione del nostro territorio molto simile. E quindi io credo che è molto significativo per le due cose che io vorrei dirvi. Le dico in maniera molto schematica anche per i tempi. Vorrei fare un breve itinerario. Mi perdonerete lo taglio con l'accetta. Dal dopoguerra, quando è cominciato il boom, lo sviluppo, si è cominciato praticamente una rivoluzione, la rivoluzione industriale moderna in Italia, grosso modo è partita da un paese contadino. In un periodo abbastanza breve e molto traumatico si è passati a un paese industriale, contadino industriale. In quella fase sono stati prodotti una grande quantità di beni, enorme, è stata
d'Italia allora, e il conflitto è stato essenzialmente il conflitto capitale-lavoro. Cioè chi si opponeva o confliggeva con i poteri forti era in nome di un profitto che pensava che venisse capitalizzato da una parte sola, e quindi con una scarsissima attenzione alla qualità delle trasformazioni. Era lo sviluppo tutto pure, e molti di coloro non sapevano nemmeno che potesse esistere in quegli anni dei ragionamenti che pensavano a un altro tipo di trasformazione, che non fosse quel tipo di sviluppo. Tagliamo sempre con l'accetta, quello sviluppo ha prodotto esso stesso la propria voce. Oggi non abbiamo più sviluppo perché quello sviluppo ha creato le condizioni, perché non è più possibile continuare su quella strada. Noi siamo qui perché stiamo, come dire, reagendo alle distruzioni dei vari campi, terra, acqua e io più ne ha più ne metta di quello sviluppo. E però con la fine dello sviluppo è finita anche la possibilità del profitto, di quel tipo di profitto. E allora il capitalismo è bravissimo in questo, si inventa una strada. E arriviamo, anche qui tagliando con l'accetta, alle grandi opere. Che cosa sono le grandi opere? L'abbiamo detto tutti, è stato detto molto bene stamattina, ma l'abbiamo detto anche e lo leggiamo. Sono un modo molto chiaro in cui coloro che vogliono trovare un profitto decidono qual è l'opera non necessaria a una trasformazione che tenga conto dei bisogni, ma necessaria per accumulare quel profitto che lo sviluppo che è finito non è più in grado di dare. E lo fa attraverso la finanza di progetto, perché la storia del Mose è esemplare. Un unico grande gruppo, un consorzio di imprese studia, progetta, propone, realizza e alla fine controlla come è stato fatto. È perfetto, ma così sono tutte le grandi opere. E queste grandi opere sono, per loro natura, non perché sono cattivi, sono del tutto indifferenti a dove si opera. L'esempio della TAV è macroscopico, ma ne abbiamo tantissime anche noi, perché ce ne volevano proporre, adesso vogliono riproporre la sublunare. Le grandi navi non sono grandi navi, sono una grande opera. È lo stesso tipo di ragionamento. Scavare un canale con torta è esattamente la stessa cosa. Mi pare, finisco, che tutti noi abbiamo capito che la strada è un'altra. E non è tanto che a me, certo, sono vecchio, ma mi viene in mente piccolo e bello, ci dicevano le femministe, ma tornare al cosiddetto piccolo è tornare a una dimensione nella quale i saperi, perché la società non è stata ferma, noi rappresentiamo, io credo che dovremmo esserne fieri, storie diversissime. Se io facessi un'inchiesta di tutti noi, abbiamo alle spalle storie diverse, culture diverse, oltre che età e genere. E però, guarda caso, avremo dei confronti anche accesi, ma stiamo costruendo una strategia, cioè viene fuori da tutti i nostri interventi, ma soprattutto da quello che facciamo, ognuno magari separato dall'altro, che siamo separati territorialmente, eccetera, una strategia comune. Ed è una strategia che ci riporta al piccolo, nel senso che ci riporta a un territorio dove i nostri saperi che abbiamo accumulato ci possono permettere ci potrebbero anche permettere di verificare le trasformazioni che il potere politico gestisce. E qui io sono molto contento, l'aveva detto la Maria Rosa e prima l'aveva detto Albino. Io credo che noi è maturo un momento in cui, attenti bene, mantenendo le nostre influenze, essendo fieri delle nostre storie, quindi non è un meccanismo omologante,
ma possiamo oggi tentare, cominciare nei nostri territori a esprimere l'ambizione di essere noi a determinare il governo della trasformazione del nostro territorio. È un processo complicato, ma siamo costretti a farlo, a cominciare a farlo, perché altrimenti noi delegheremo, non importa a chi, ma quelli che hanno fino adesso, e non importa di che sigla, destra, centro o sinistra, di fatto esattamente quello che noi contestiamo. E allora come? Finisco con questo, ponendo 2 o 3 regole basilari, che sono le regole che permettono a coloro che hanno l'ambizione di proporsi come gestori del cambiamento politicamente delle regole di assoluta trasparenza, di dire prima cosa si vuole, di stabilire delle regole, e probabilmente delle regole aggiungo io, ma potremmo essere di idee diverse, che non siamo disponibili a avere tra noi nei punti rilevanti coloro che hanno gestito fino adesso, perché hanno gestito male, non perché la pensano in maniera diversa da noi, ma perché hanno gestito male, senza bisogno di nessuna verifica da parte, come diciamo sempre, della base. Allora con queste regole forse noi manteniamo tutto, finisco, e ne facciamo un piccolissimo ma saliente passo in avanti. Grazie. Sono Daniele Todesco, vengo dalla Valpolicella e porto il peso di 23 associazioni che si stanno coordinando, che hanno dato la dedica. Sono pesanti in questo senso. Però non vorrei parlare della questione dei problemi della Valpolicella, che assomigliano molto, come quando parlava Braganza, sembrava che scrivesse eventualmente i territori, concentrano la situazione. Vorrei provare a dare un contributo di un pezzo ulteriore rispetto a tutti i grandi pezzi che stiamo mettendo insieme e guardare quel territorio, come molti dei nostri territori, da un altro punto di vista, che è quello economico. Assistiamo a un passaggio progressivo anche in cui un ambito come la Valpolicella, che si dice vocata alla viticoltura, regno che sta tirando, che parzialmente non sente la crisi, ha un passaggio di finanziarizzazione anche di quel settore. Abbiamo concentrazioni di grosse aziende che si stanno allargando, è difficile trovare territorio libero da comprare, le grandi prendono, si espandono, prendono altri territori, e questo processo. Stanno arrivando capitali strani, non è ancora forse prematuro parlare di riciclaggio di cose, ma assolutamente dove c'è soldi è facile, e sono arrivate già 2 o 3 aziende con capitali che hanno finanziari strani dietro, le stesse che finanziavano l'Igresti per esempio, che hanno preso grosse aziende e le hanno, guarda caso, ristrutturate immediatamente, gente che da 6 campi comincia ad avere 60 ettari di terreno nel giro di 2 anni. Allora questo un altro pezzo d'analisi è il fatto che sembrerebbe territori così vocati, come purtroppo anche il discorso trevigiano o altre, sembrano, almeno si parlerà di tutela almeno dell'aspetto agricolo. Abbiamo aziende che investono, naturalmente diversificano anche il loro capitale, i loro investimenti, vanno a investire anche, troviamo dentro imprese edili, immobiliari, non a caso associate a cave e quant'altro. Quindi abbiamo veramente l'insieme, non c'è nemmeno l'elemento di incompatibilità. Questo mi pare che lo constatiamo sui territori, che le grandi economie non si pestano mai i piedi, cercano di convivere in qualche modo e cercano di intrecciarsi. Noi avevamo un cementificio che probabilmente andrà a chiudere grazie alla crisi, grazie alla nostra battaglia che era comune, i quali nel momento che dovevano ristrutturare l'impianto, ammodernare l'impianto, noi l'abbiamo bloccato, non ci è stato contatto, ma cosa è successo? Gli imprenditori locali dicono ma ne potremmo cucciare gli stralci delle vigne, cioè veramente follia, cioè cercare di convivere insieme malgrado la cosa non poteva non essere possibile. Questo per l'analisi. Cosa vuol dire? Che secondo me credo che un'altra cosa che dovremmo fare è come realtà
intensificare questa nostra capacità di analisi finanziaria e economica. Abbiamo difficoltà a leggere. Evidentemente le esperienze recenti degli scandali e molte nostre project finance quando ci hanno abituato a finalmente entrare a capire, cercare di entrare in queste scatole cinesi, scatole molteplici che sono i sistemi finanziari. Questi condizionano in modi importanti l'economia del nostro territorio e la massacrano perché non gliene frega assolutamente niente. Non è una repubblica fondata sul lavoro la nostra, è il nostro territorio, è la conferma, e questo dobbiamo precisare, non è il Veneto fondato, non è più fondato sul lavoro, e questo mito è un elemento che secondo me ulteriormente dobbiamo assolutamente chiarire e denunciare. Non è più questo. Abbiamo una finanziarizzazione del lavoro, non gliene frega più niente a nessuno, le aziende sono, a livello molte aziende sono solo speculative, chiudono, aprono proprio perché non c'è più questa cultura del lavoro, però siamo rimasti con questa logica. Io credo che questa dovremmo aumentare, forse anche creando forse momenti di studio e riflessione, sempre più capacità di leggere queste cose. È un contributo che possiamo dare noi, il gruppo la realtà che si è battuto contro il traforo a Verona ha aiutato un grande contributo ai comitati a aprire gli occhi su questo aspetto. Velocemente due altre cose, credo, come proposte che noi qua stiamo portando pezzi di analisi ed è fondamentale, credo questi momenti di interconnessione, quindi io penso che già il fatto che manteniamo vivo un rapporto regionale, a volte lo sappiamo bene come a volte tradurlo sia fondamentale, perché usciamo dalla logica della piccola battaglia e che percepiamo la necessità di una battaglia più grande. Credo che è importante che realizziamo a livello territoriale dei coordinamenti. In Valpolicella ci siamo coordinati da questa primavera in 23 associazioni, con fatiche ma con tentativi. Propongo anche di mettere una proposta, la necessità di creare gemellaggi tra realtà di comitati di realtà diverse, anche del Veneto, perché dobbiamo conoscerci e necessariamente verificare che le battaglie da una parte non sono neanche Braganza, è l'unica realtà in questa realtà, ed è fondamentale capire che c'è purtroppo questa cosa in genere, mai comune mezzo gaudio, ma è importante perché a volte ci comunichiamo analisi e situazioni. Per quanto riguarda, io credo che anche un'altra riflessione da fare come proposta è chiaramente la necessità che noi ci diciamo, se abbiamo grandi analisi, bisogna continuamente spartirle, abbiamo una grande necessità di comunicare. Io credo che bisognerà intitolare ai nostri amici anche che raccontino storie, abbiamo bisogno di narrazioni. Io vorrei che riflettessimo senza approfondire questo tema a quello che è stato Paolini per il Vajont. Cioè, non è che la crociera Vajont è stata scoperta, ma ci è voluto 40 anni per poter lavorare, che qualcuno da esterno potesse raccontare. Il Vajont dopo Paolini non è più stato un'amnesia nazionale e anche ha liberato energie locali. C'è bisogno, facciamo memoria di quello che è successo, e ci sono piccole esperienze che facciamo anche a livello locale. Dobbiamo trovare dei narratori che raccontino le nostre storie, perché dobbiamo diventare questa cosa. Usiamo anche l'area dell'ironia, noi la buttiamo come idea, Giampaolo mi permetterà, di un'esperienza che abbiamo fatto in Valpolicella 1 anno e mezzo fa, è stata formidabile, vediamo se riusciamo a replicarla, è il Nobel, un'iniziativa che abbiamo fatto molto interessante, abbiamo messo in mostra tutto il Nobel che c'era in giro, è stato assolutamente un gioco dell'ironia. L'immagine è stata una grande bella iniziativa che ha avuto anche mediaticamente successo, certamente bisogna riprodurla, quindi utilizzare strumenti diversi. Una proposta, credo che dovremmo puntare ad avere dei momenti anche futuri, c'è l'Expo alle porte, prima dell'Expo la proposta è di riflettere se il Vinitaly a Verona, che sarà una sorta di anteprima di presentazione dell'Expo, non può essere un momento, siccome ce l'abbiamo in casa a Verona, ce l'abbiamo in casa Veneto, può essere un momento in cui facciamo momenti in cui mettiamo, si parla di cibo, si parla di terra, si parla di paesaggio, si parla di Veneto, la possiamo metti in contraddizione anche l'economia, perché se l'economia è importante come quella di Tino Nicola non sa prendere parola o si compromette con il resto, noi dobbiamo giocare su questa contraddizione. In questo momento c'è per esempio la tavola che sta passando nella zona del Lugano, nella zona del Veneto, e c'è la grande contrasto che finalmente i titoli di lavoro stanno mettendo conto che stanno portando via letteralmente la terra fondamentale del Lugano. Non è grande la zona del Lugano, è una piccola fetta. Ultimo,
Io credo che è stato quanto mai, voglio sottolineare l'opportunità della lezione che ci ha portato in Brasile. La riflessione è stata fatta all'inizio perché anni fa c'era stato un tentativo di connessione con beati costruttori di pace e quant'altro, di rompere le culture e di interconnettere le lotte. Si è parlato stamattina della contraddizione di avere case libere e di non aver risolto il problema delle case. Questa cosa noi dobbiamo anche per le prossime volte, forse anche con un impegno maggiore, elaborarla, perché dobbiamo interconnettere le lotte sociali, le lotte di giustizia sociale con il territorio. Sono un tutt'uno. Grazie. Io mi chiamo Roberto D'Argento, faccio parte del gruppo Opzione Zero contro Mestre Otte, Evento City di Apollo e Milan 2030. Comunque quello che voglio parlare è sulla modernità del Roberto D'Argento. Ah sì, perché era tutto male, però è saltato o no, toccava a te. Però quello che volevo dare come contributo era il concetto della verità. Visto che di lavoro faccio meccanico di bici e mi arrivo a questo. Quello che a me interessa, e Busata all'inizio ha parlato delle stazioni, volevo precisare alcuni punti importanti, perché secondo me in qualche posto si stanno muovendo non correttamente, per come la vedo io, l'utilizzo delle stazioni. Allora io faccio una premessa pensando anche, cioè anni fa io per caso ho avuto per mano una mappatura dettagliata di tutte le stazioni del Triveneto, quelle che hanno cessato, e io ho preso paura, cioè ci sono tante stazioni. Allora io mi sono messo nei panni pensando e dicendo cosa potremmo fare col lavoro dei biciclette nelle stazioni, quale sarebbe la risposta per il territorio, tenendo conto, preciso, parlo soprattutto delle stazioni dove adesso ci sono ancora i treni che viaggiano, ok? Non quelli dismessi che non c'è. Più dovevo rispondere anche ai bisogni relazionali, di lavoro e di servizi. Faccio un esempio pratico così ci capiamo, io sintetizzo molto, dopo ho scontato molte cose, se no non riuscite a capire ve le spiego. Per servizi intendo, se voi adesso andate a Miracuse, oggi non c'è acqua, non c'è il parcheggio custodito, non ci sono bagni, non ci sono luci, non c'è la macchina che fa il biglietto, non ci sono... Cioè, ragazzi, siamo a 15 km da Venezia e parliamo di Expo. No. Allora, quello che a me mi preme è dire, c'è una rete e cominciamo a fare un discorso ampio, non solo mira, in rete. Quindi il concetto di sostenibilità per me è non muovere cose e persone, e anche un altro concetto delle stazioni. Tempo passivo, spazio-tempo passivo inattivo. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Se io vado a Mira non trovo nessuno. Cioè, se vai di sera è anche preoccupante. Quindi, per me le stazioni potrebbero essere una delle risposte ai bisogni che ho detto prima, relazionali, di lavoro, eccetera. Poi, l'altro concetto importante delle stazioni, ho letto un articolo recentemente che RFI, anzi dico anche un'altra cosa, voi sapete che le stazioni sono divise, grandi stazioni, 100 stazioni e RFI, quindi ognuno ha il suo comparto, eccetera. Però la cosa che mi preoccupa di più è che è venuto fuori un articolo dove RFI ha detto associazioni infatti rilevanti che noi vi diamo le stazioni. Beh, io qui sono molto sul chi va là, cioè io metto i paletti su questa cosa qua. A me non mi sta bene dare stazioni a qualsiasi associazione perché bisogna occupare. Io metto i paletti, bene, facciamo cultura, facciamo arte, ok? Però io al primo posto metto, come in alcuni discorsi il mio amico urbanista Carlo diceva, lui che è preoccupato, bisogna risolvere i problemi primari delle persone, che è il lavoro, la casa. Voi sapete che molte stazioni hanno anche instabili. Quindi io dico, va bene, diamo le stazioni, però metto i puntini che sono, va bene, cosa fai tu? Io voglio la garanzia che la stazione diventi una realtà col territorio e che mi risponde ai bisogni del territorio. Basta. Quante saranno? Tante, 50, 60.
tante, ma ci sono alcune che sono strategiche, ragazzi. Anzi, vi dirò che addirittura quella di Mira, che è la vacca mora, la mia vacca mora, è già pronto tutto l'impianto per le SMFR che fa da capolinea a Mira-Buse, e è pronto anche l'altra linea, quella che va a Padova. Però ragazzi, siamo fermi, è già pronto tutto, è già fatto, hanno potenziato le linee e tutto. Ecco, le case, gli stadi sono chiusi, io ho già fatto domanda, mi devono ancora dare la risposta, però quello che mi preoccupa è che abbiamo questo bene immobile che è della collettività, del bene comune, eccetera, che è lì, e però io starei in modo attento a chi darlo, perché io voglio creare attività. Deve essere attiva la stazione, non una stazione culturale che mi tiene aperto 2 ore a settimana e tanto tu mi tieni occupato uno stabile. Quando che fuori c'è gente che non ha la casa, non ha lavoro, mancano i servizi basilari nelle stazioni, cioè guardate che siamo del terzo mondo, scusatemi. Sì, sono Lorenza Novi, adesso diciamo che sono qui come associazione per la pace. I temi che normalmente mi occupano sono passati appunto da quello dei diritti e la pace a qualcosa che è molto più collegata a quello di cui si sta parlando oggi, cioè l'ambiente e la terra, no? E grazie anche alle letture avvenute ancora quando ero molto più giovane e di autori latinoamericani, il concetto della madre terra mi è diventato molto caro e molto vicino. Sono convinta che dobbiamo uscire da questa concezione antropocentrica del mondo, della terra. Però io vorrei oggi, dopo aver sentito tutti gli interventi, porre un po' come è avvenuto anche in questi ultimi, l'accento sulla situazione appunto delle persone che questa terra abitano. E credo che dobbiamo collegare in modo molto stretto quelli che sono i bisogni del territorio, i bisogni di sopravvivenza e coesistenza tra le forze appunto della natura con quelli che possono essere, che sono i bisogni degli uomini e delle donne che in questa terra vogliono vivere. Nelle nostre città c'è un problema che sta sempre più aumentando con le nuove povertà e con la contrapposizione che viene sempre più spinta rispetto alle diversità, alle persone che sono altro da noi. Adesso, finché stavo seduta guardavo questo disegno che mi dà l'idea di una città aperta e accogliente. Ecco, io lo pongo come problema, non ho una soluzione, lo pongo a chi si occupa di territorio, a chi si occupa di urbanizzazione, che cosa possiamo fare perché non ci siano più quartieri, ghetto, perché non ci siano situazioni in cui si punta il dito contro comunità in modo generalizzato. E poi volevo anche portare il discorso del fatto che ho già sentito che è importante mettere insieme le esperienze locali delle singole comunità, guardando anche al di là di quello che è locale, guardando a livello nazionale ma anche globale, internazionale. L'esempio di quello che avviene in altri continenti credo che possa essere per noi molto prezioso. Un'altra cosa, credo che oltre allo sperpero di risorse pubbliche e risorse naturali che abbiamo così potuto constatare, no? Con i dissesti che ci sono, con le persone che si ammalano e potrebbero non ammalare, c'è anche questo sperpero dovuto alla corruzione e all'evasione. Accanto a questo io metto anche quello delle spese militari. Io credo che dobbiamo avere il coraggio proprio di interconnettere tutte queste aree se vogliamo che il mondo, questa nostra terra, sia, come posso dire, un ecosistema vivente in tutto. Ecco. Accanto
accanto al problema delle stazioni io porrei il problema ad esempio delle caserme dismesse, perché anche questo è un problema di che cosa ne possiamo o dobbiamo fare. Grazie. Sì, io sono il referente per la provincia di Treviso di Servizio del Paesaggio. Sono in una situazione un po' anomala, nel senso che abbiamo 3 realtà territoriali: Treviso, Castelfranco e Vittorio Veneto, in cui c'è un'organizzazione, ci sono dei delegati, ci sono dei gruppi che lavorano, per il resto ci sono tutta una serie di comitati della Pedemontana, Barcon, ex Barcon, Ikea, eccetera, eccetera. Per cui il lavoro che io ho svolto era quello di cercare di legare tutti i comitati e far capire che ci sono dei problemi che sono comuni. Qual è la filiera di progetto che in parte dall'escavazione per arrivare alle speculazioni edilizie che sono Veneto City, Motor City, Tessera City, eccetera, eccetera. Quindi ogni conflitto che c'è nel territoriale ha elementi comuni con gli altri, quindi trovare quali sono gli elementi comuni su cui battagliare. Quindi abbiamo lavorato per diverso tempo per denunciare questi fatti. Poi abbiamo cominciato a dire, forse continuare a denunciare i fatti non funziona. Cominciamo a proporre delle alternative e abbiamo organizzato una serata che si chiamava Dall'Ikea all'idea di un diverso sviluppo locale. E abbiamo cominciato a lavorare nell'area sud di Treviso come intervento di carattere sperimentale in cui a seguito di tutta una serie di incontri con le popolazioni, le associazioni e via dicendo, si faceva vedere come si lavora in altre realtà territoriali, come si organizza il territorio per vedere poi dalla fase di animazione di passare a una fase di progetto. Questo ha fatto sì, tra l'altro, di creare un minimo di sensibilità aggiuntiva, per cui nell'area sud di Treviso, prima il comune di Treviso, poi gli altri comuni, Casier, Casale, Pregazione, hanno cambiato anche gestione, non c'era più scordinati ma coordinati, perché comunque c'era un filo conduttore. Adesso io sono anche consigliere del Parco del Sile di minoranza naturalmente, e sono riuscito a mobilitare il parco con gli scopi dell'Expo per vedere di coinvolgere il parco che coinvolga i comuni contermini, far sì che il comune di Treviso diventi il comune capofila per fare un progetto di sviluppo locale, in particolar modo per la promozione e l'organizzazione turistica. Ecco, è una conquista. Oggi, per esempio, stamattina io sono arrivato in ritardo, avevamo un tavolo di lavoro con le associazioni ambientaliste per vedere come per il periodo dell'Expo organizzare tutta una serie di eventi, e le tematiche erano, siccome adesso in zona nostra stiamo parlando dei contratti di fiume, perché siamo in realtà di pianura, dalla zona delle risorgiri in giù, i contratti di fiume sono un elemento su cui lavorare per coinvolgere in termini democratici popolazioni, comitati e amministrazioni. Quindi arrivare anche attraverso un processo partecipato e condiviso ad accedere a dei finanziamenti sui fondi strutturali europei, sul piano di sviluppo rurale e via dicendo, visto che abbiamo i programmi pluriennali del 2014-2020. Ecco, il problema principale è quello di vedere solo attraverso una proposta di coinvolgimento della gente, attraverso un progetto di sviluppo alternativo, il recupero delle vecchie stazioni dismesse o l'utilizzo delle stazioni. Anche a me stringe il cuore passando per Mira e Dolo, tutte le stazioni con il parcheggio, c'è una macchina, tutto in abbandono, e che quelle strutture diventino delle cose che servono per la collettività, per il futuro. È tutto da discutere e solo attraverso questi progetti si può fare qualche cosa. Ecco, però quello che a me, secondo me, quello che bisognerebbe fare in questo periodo è cominciare a discutere su alcuni temi, mettere a confronto per esempio che cosa stiamo facendo in Veneto dal punto di vista della pianificazione rispetto per esempio alla regione Toscana o alla regione Puglia. Come hanno provveduto o affrontato il discorso della pianificazione territoriale generale?
Come abbiamo affrontato il problema dell'occupazione giovanile per il ritorno all'agricoltura? Ci sono delle regioni che stanno facendo questo tipo di lavoro e a livello governativo stanno cercando di proporre, per quanto riguarda l'uso, la tutela del territorio agricolo, proposte di legge. Allora, o noi lavoriamo su più settori, perché lavorare solo su una proposta di legge che poi andrà più o meno in porto, è il fatto di modificare le attenzioni della gente sul territorio stesso. I terreni agricoli per il lavoro giovanile prossimo sono un elemento, cioè il ritorno all'agricoltura, sì, o comunque il fatto dell'importanza dell'imprenditoria agricola. Bisogna cominciare la pianificazione, a girarla completamente. Partiamo dai territori agricoli, a chi lavora, per arrivare alla città. Sì, ecco, e tra l'altro c'è un problema che è proprio particolare della Regione Veneto. Stiamo facendo una proposta di legge per la modifica della legge sui parchi, che fa schifo. Allora cominciamo a ragionare, perché queste qui sono le battaglie future per le prossime elezioni prossime. Dobbiamo fare una campagna di erudimento, di discussione su questi temi. Grazie. Scusate, adesso bisogna veramente... Sono Alberto Sartori del comitato APBC di Legnago e sono anche referente per la Bassa della Mese del Forum Soliano Paesaggio. Parto con un'opinione del tutto personale che auspica che da questo consesso possa uscire un impegno politico, nel senso che io personalmente spero che da questo ambito possa emergere un pensiero politico che arrivi in regione o comunque anche poi in cascata arrivi in alcuni dei comuni della nostra regione. Come persona che si impegna, come persona che è nata da qui, esce da qui, quindi ha ben presente quella che è la strada, il percorso che dobbiamo seguire e poi entri in politica per cercare di giocare il gioco che a questo punto ahimè noi tutti dobbiamo purtroppo giocare. Ma il comitato assolutamente, la rete dei comitati deve restare per quello che è, assolutamente autonoma e indipendente, conservare questa sua diciamo così volontà di autonomia, ovviamente controllando, come qualcuno ha detto, chi si impegna in politica con le regole, cercando di chiedere prima trasparenza, valle eccetera, perché da quello che è emerso oggi purtroppo io credo che non ci sia più margine per essere soft. Io vorrei solo citare due cose che sono state dette stamattina. Consumo di suolo zero. Noi non possiamo, come, scusate il termine semplicistico, come ambientalisti, non possiamo più dire sì, va bene il consumo di suolo, però un attimo magari in questo caso sì, possiamo consentire, no, zero, perché ormai se ne è fatta un'indigestione. Io sono imprenditore agricolo, io dico no PAC come rendita basata sulla superficie, cioè su quello che hai e non su quello che fai, perché anche lì non c'è più margine. Io sono uno, cioè penso come riferimento al cibo buono, pulito e giusto di Carlo Petrini. Però volevo farvi riflettere su questo, che mentre parlando di cibo, di alimenti, di agricoltura, secondo me nel cittadino comune c'è più facilità per comprendere certi percorsi, certe strade. Agricoltura biologica, ah sì, ah è vero, biologico, sì, ah bello, buono. Quando si parla invece, sempre per stare sui due esempi, di consumo di suolo che cos'è? Cioè, non lo capisco. Quando dici no, siamo contro le grandi opere, no, come grandi opere? No, c'è l'autostrada nuova, vado da qui a là. Sono stato a una riunione recentemente nel comune di Legnago, che è il primo e unico comune per ora, no, sono i due, che si è espresso contro la Garamare, il sindaco è contro la Garamare, cioè è intervenuto, al di là degli altri sindaci, è intervenuto Riello, non mi ricordo più se come presidente di Confagricoltura, e no, io qui il mio camion ci mette mezz'ora andare da qui a lì. Io volevo dire, vabbè, che ci metta mezz'ora, perché ci deve mettere un quarto d'ora o 20 minuti? Le strade ci sono, che si faccia la sua trasposesana e ci metterà mezz'ora. Quindi il problema del consumo di suolo non è così facilmente compreso dal cittadino comune.
Per cui volevo concludere con questa idea che si riallaccia a una cosa che mi fa molto piacere, l'ha già citata prima Daniele Todesco. Noi dobbiamo cercare di far arrivare questi messaggi al cittadino comune e ad esempio quell'idea del Nobel che era stata realizzata in Valpolicella una volta, su che cosa si basava? Si basava sul coinvolgimento del cittadino comune e secondo me poi ci potrebbero essere soprattutto i giovani, le scuole eccetera, che con questi strumenti va in giro e comincia a fotografare le brutture del territorio, quindi incomincia a generare un po' di cultura sugli effetti devastanti del consumo di suolo, pedemontana, magari cercando di fare poi il premietto, la cosa, la manifestazione, la premiazione, i giornalisti eccetera. Secondo me sono cose che potrebbero avere presa anche a livello mediatico eccetera. Grazie. Marina Salvato, Associazione di Crescita Triveneto, e partecipo anche a Coltivare Condividendo, l'associazione Coltivare Condividendo. Ne approfitto per ricordare a chi non lo sa che domani a Feltre c'è la chiamata a raccolto, quindi chi vuole conoscere Coltivare Condividendo, Scambio Semi, eccetera, sa che c'è domani a Feltre. Allora, io faccio discorsi molto più terra con alcune piccole precisazioni rispetto sia al discorso che ha fatto Zecchinato sia al discorso che ha fatto Tortato. Noi possiamo parlare tranquillamente, ed è il termine anche qui usato da Coltivare Condividendo, di agricoltura relazionale, perché è ovvio che se parliamo di biologico parliamo di preservare la natura, il cibo buono eccetera, però è anche vero che se noi per primi non ci facciamo carico dei nostri agricoltori biologici, tante piccole realtà non ce la fanno, perché o lavorano tutte per l'IOE e quindi tutto il loro raccolto glielo danno, che poi va nei negozi dove paga 3 volte tanto, perché io con meno di 40 euro compro 2 robe, al biologico con 40 euro faccio la spesa per una settimana e lo spaccio, invece non la vendo in azienda. Oppure noi ci facciamo carico come? Lo sapete benissimo, tramite i gas, che non ho sentito citare oggi, e forse è il caso invece di citare, anche perché ci sarà una grossissima novità: nel 2015 lo sbarco gas viene trasformato in occasione di parlare proprio di distretti solidali, quindi i gas si evolvono e sono proprio responsabili della loro parte di territorio, e questo è anche un'importante evoluzione che andrebbe citata e valorizzata anche per la prossima campagna delle regionali. L'altra realtà che sta nascendo piano piano, però sta nascendo bene nel territorio, sono i GANT. Quindi il signore lì che mi diceva io ho il territorio, probabilmente sarà un GANT, perché insomma sta funzionando, quindi ci sono questi territori, ok? Sì, i gruppi di acquisto di terreno praticamente, quindi c'è un contadino o qualcuno che ha diventato un terreno che lo mette a disposizione, ognuno paga la sua parte, diventa proprietario di quel terreno, si pagano delle persone, dei giovani, dei contadini già esperti che lo lavorino, ci si impegna ad avere il ritorno per 5, 6, 7 anni il raccolto di questo, ovviamente si impegna anche ad aiutare il raccolto, al limite c'è anche un piccolo spaccio, al limite c'è anche un piccolo agriturismo, quindi queste sono le maniere, se c'è del terreno da contadini che hanno terminato la generazione o da chi eredita e non sa cosa fare, perché il territorio si faccia carico e non ci venga sull'ennesimo capannone. Poi insomma si coniuga anche col discorso di orti urbani, se vogliamo. Ecco, l'altra cosa che riguarda sempre l'agricoltura relazionale, insistete con le vostre amministrazioni, questi benedetti orti urbani, orti sociali, sistemare i parchi, perché come parlavamo prima proprio con Giuliano, cioè, ma perché dobbiamo mettere l'albero di acacia? Ragazzi, mettiamoci l'albero di cacchi. Cioè, se vogliamo che lì ci sono i bambini sono lì, oh che bel capo, lo prendono e lo portano a casa. E inoltre invitiamo anche un'altra cosa che non è stata citata, l'ultima, sì, cerchiamo di attivarci contro lo spreco, perché non solo ci sono campi che non vengono raccolti, ma ci sono tantissimi alberi da frutto nel nostro territorio, quei frutti lasciati via nel Cile.
Per cui attiviamoci a livello urbano per fare dei gruppi che gestiscono gli alberi, che sanno se qualcuno sa c'è dei cuccioli, le ciliegie, venitevele a prendere, insomma ci sono tante metodologie. Quindi questo è proprio farsi cura del proprio territorio. Buongiorno a tutti. Bisogna definirsi di sé chi siamo, io mi definisco libero pensatore. Però mi sto occupando praticamente dei terreni confiscati alla mafia dove collaboro e anche sulla coltivazione della canapa, per essere più concreto. Io qua volevo essere l'amico di prima, ma ha bruciato un po' l'intervento, no? Nel senso che vorrei capire, siccome parlando con gli altri amici, dicevo 20 anni fa c'erano comitati di qua di là, di su di giù, che poi a un certo momento nascono di fronte all'esigenza e dopo non se ne parla più. Io vorrei provocatoriamente dire tutto questo lavoro che noi stiamo facendo, dove va a finire poi, chi sono i nostri, con chi ci relazioniamo, con chi dobbiamo, cosa siamo, diciamo una cosa e dopo non riusciamo a portarla avanti, oppure tutta questa energia deve essere finalizzata. A me sembra che deve diventare importante che questa azione, queste forze poi si concretizzi in qualcosa. L'ha detto bene, scusa il tuo nome. Alberto. In maniera, questa deve essere fondamentale. E sono anni che noi andiamo in giro con bandiere, pace, non pace, cose, e poi ci si perde anche i discorsi dei progetti comitati. Sento parlare della pedemontana. 2 anni fa con Don Albino è stata fatta una messa, mi pare, all'inizio del cantiere, dove avevano scavato nell'inferno e c'era una montagna di ghiaia che io non ho mai visto in tutta la mia vita. A quel punto lì non si fa più niente, signori. Cosa si fa dalla pedemontana? Ci mettiamo di fronte all'ultimo pezzo e cosa? Qui bulldozer o altro? Quello sta andando avanti, andrà avanti. Stanno facendo gli espropri, ho degli amici che gli stanno espropriando i terreni. Per cui i problemi dove ci sono, o li prendiamo all'inizio, come sembra la questione della Valsugana, no? Dove vogliono traforare l'altra autostrada, c'è tramite il Gamma 5 o l'altra iniziativa, si è fatta in manifestazione di un progetto che praticamente non è ancora partito, perché non si sa se verrà fermato. Forse quella è la fase, e tutti gli altri problemi, se non vengono presi in quel momento, prima che parta il tutto, sarà difficile, signori, fermarli. Prima cosa. Seconda cosa, io mi occupo particolarmente di agricoltura, però in questo momento devo fare 2 interventi sulla questione del territorio. Il discorso dell'utilizzo del territorio, a chi è in mano in questo momento in particolare? I sindaci o no? Scusate signore, ma è possibile in questo momento sulla cementificazione eccetera che ci siano dei sindaci che devono fare cassa e danno autorizzazioni eccetera? Pensiamo che siano quelle le persone giuste. Non possono essere dei sindaci, delle volte eletti a titolo puramente politico, di gente che non è preparata per questa attenzione. Possono intervenire o devono avere ancora questa autorità di gestire il territorio quando sappiamo siamo arrivati a un punto di non ritorno? Io non credo, per cui un'azione, voglio dire, concreta dovrebbe essere fatta in questo senso, cioè praticamente intervenire, dopo noi dobbiamo decidere come tutta questa nostra azione deve essere rapportata su delle persone, su altro, chi sono i nostri interlocutori di questi comitati o di questo comitato diciamo che acquisisce tutti gli altri. Siamo minoranza netta, siamo minoranza netta, quindi rispetto ai sindaci non ci facciamo nulla. Sì, adesso io lo dico così, non sono nemmeno un esperto di che cosa, do un messaggio, può essere sbagliato o giusto, ognuno lo può giudicare. L'ultimo intervento, poi ho finito, la questione è particolarmente sull'agricoltura. Io sono in contatto con Procurato di Vigento, dove influente sarò, ho fatto un intervento recentemente sulla questione del territorio, proprio quando è stata la Fondato. Praticamente vogliamo capire che anche c'è in questo momento la colonizzazione della Val Belluna, che non la conosce, è straordinaria. C'ha degli attacchi nella parte verso Belluno di vigneti
veneziani col Prosecco stanno comprando i terreni in Valbelluna e stanno già mettendo i vigneti con i pesticidi. Questo lo sapete? Se no. Altro argomento nella zona di Feltre, arrivano i trentini con le mele con 30 trattamenti biologici. Io a Fonzado ho detto, parliamo di scambio di semi e tutto encomiabile, ma dove li mettiamo quando poi non avremo più il territorio? Questo è un po' Ho finito il mio intervento, grazie. Buongiorno, mi chiamo Riccardo, ho 26 anni, arrivo da Camisano. E sono qui in rappresentanza della Rete Solidale Camisanese. Oggi si è parlato del consumo di suolo e quindi di non costruire. Una proposta, quella mia, potrebbe essere quella di restaurare luoghi pubblici in stato di abbandono e da parte delle amministrazioni locali dare degli incentivi privati per restaurare e strutturare residenze private. Perché dico questa cosa qua? Io porto una mia esperienza personale, a Camisano c'è una villa sul fine del 600 che è in stato di abbandono e hanno preferito radere una casa vicino e poi spendere soldi per costruire un nuovo centro degli alpini piuttosto di restaurare questa villa e dare magari un'ala di questa villa qui agli alpini. E quindi sono sicuro che si possono trovare altri esempi così un po' dappertutto, ma non solo per gli alpini o per sociale così, ma anche per ridare il patrimonio, è un patrimonio artistico, culturale, architettonico che va dimenticato, altrimenti va rovinato ed è un peccato. Quindi oltre al primo obiettivo di ridare alla cittadinanza un posto per la gente senza consumare ulteriore suolo, anche dal punto di vista culturale e artistico restituire del patrimonio alla cittadinanza. E come secondo punto, che mi è molto a cuore, si è parlato in questa sede della raccolta differenziata, delle percentuali di raccolta che sono ancora purtroppo molto basse in diverse zone. Una proposta è quella semplicemente di fare dei cicli di incontri per sensibilizzare quella parte di popolazione che ancora non gli sta fuori a questo problema qui, e un altro ciclo di incontri invece proprio fare dei corsi per chi è già sensibile all'argomento che però non ha ancora le nozioni necessarie per fare un corretto smistamento dei rifiuti. Io ho finito così, grazie. Quelle 200 cose che ci sarebbero da dire. Il problema è chi decide cosa fare e sulla base di quali criteri. Noi ci scontriamo col fatto che tutte le cose che vengono decise sulla base attualmente di criteri di economicità, cioè sulla base di un criterio economico e sulla base tra l'altro di un criterio di profitto economico. Allora è chiaro che questa è la radice dei problemi, e però per poter superare, diciamo, questo modo di agire, questo modo di decidere quello che poi serve, bisogna sviluppare metodi decisionali e operativi alternativi. Cioè, nel senso che adesso le cose funzionano e io ho 1 miliardo, con questo miliardo pago e quindi quelli che pago fanno quello che dico io. Allora possiamo controllare finché vogliamo, possiamo stabilire le regole che vogliamo, ma il criterio base è sempre l'interesse di chi paga, di chi ha il denaro per pagare. Non è un problema da poco, però dovremmo essere noi a
iniziare a sviluppare metodi di decisione collettiva, di organizzazione collettiva del lavoro. Cioè, perché il sistema io miliardo e pago è efficiente? Perché c'è un unico criterio, no? E tutti seguono quel criterio. Cioè, per avere un'alternativa bisogna imparare e sviluppare metodi di collaborazione su grande scala, perché io con 1 miliardo faccio lavorare 1000 persone per 2 settimane, per dire, no? Allora noi dobbiamo trovare il sistema di riuscire a lavorare assieme, mettere assieme le nostre energie e coordinate ovviamente verso obiettivi comuni. Allora è quello che stiamo facendo di fatto, perché se siamo qui è per fare questo, però naturalmente questo non deve rimanere un momento isolato, cioè, e allora quello che stiamo cercando, quello che abbiamo cercato di fare, diciamo, è che vorremmo fare, è sviluppare strumenti di collaborazione che ci permettono di collaborare costantemente, di essere costantemente in contatto e di lavorare in maniera sinergica. E questo è il senso, diciamo, della mailing list, e questo è il senso del sito, no? Voglio dire, faccio un parallelo, no? Adesso tutti sono venuti qui, hanno esposto, diciamo, un po' della loro esperienza, un po' delle loro proposte. Queste cose potrebbero, se sono fermate, diciamo, fermate nel sito, il sito diventa una cosa dinamica, dove si va, dove si prendono contatti, anzi quella persona è quello che faremo adesso, insomma, cercando di mettere il video in rete, molto facilmente è una facilitazione per andare a raggiungere quella persona che ha espresso quelle determinate idee o che ha portato quella determinata esperienza, no? Quindi e non sappiamo esattamente come funziona, però quello che chiedo, diciamo, è uno sforzo di collaborazione nell'uso di questi mezzi, perché io credo che solo utilizzando questi mezzi che ci permettono di comunicare su vasta scala, perché a questo livello stiamo comunicando a livello veneto, insomma, possiamo avere un coordinamento diretto, reale tra le persone, tra i piccoli comitati, quindi ci vuole collaborazione, per esempio, non tutti per esempio non so se tutti per esempio qui sono iscritti alla mailing list, cioè questa mailing list era stata fatta. Se qualcuno non sa di cosa sto parlando, poi viene e mi dice e lo iscrivo, e allora, perché quello è un metodo, ci sono 190 persone iscritte in rappresentanza di altri comitati, quello sicuramente è un ottimo sistema di comunicazione. Poi per esempio nel sito che abbiamo fatto abbiamo chiesto, diciamo, di fare delle autopresentazioni dei comitati. Allo stato attuale ci sono solo 16 cose e 16 comitati che si sono autopresentati, se ne vengono degli altri. Facciamo una cosa, possiamo dire che coloro che vogliono iscriversi, dopo qua tu prepara un foglio, così scrivono i loro indirizzi in mail, anzi sarebbe opportuno che tutti lo facessero comunque. No, questo è già stato chiesto. Sì, però non hanno preso la email, per esempio. Di tutti? Sì. La mail è già scritta. Sono fatta. E soprattutto se tutti i comitati, anche più piccoli, chi ha un'azione, diciamo,
la racconta all'interno del sito, no? Avevamo predisposto un questionario online per scrivere direttamente queste cose, poi viene è più facile poi da inserire. Scusa, ma chiediamo cercare di concludere. E ecco, questa è la richiesta. Grazie. Io sono qui anche in rappresentanza della LIPI. Ho atteso la conclusione degli interventi e visto che questo argomento non è stato toccato, ritengo che sia essenziale. Riguarda la questione biodiversità e la tendenza, quando si parla di no alla cementificazione, no, restiamo all'edificazione, a considerare indifferenziato il territorio aperto, territorio che normalmente nei piani di investimento urbanistici è territorio agricolo. Come l'area urbana ha i suoi gradi di qualità, l'accessibilità urbana, è così anche il territorio aperto ha diversi gradi di qualità. Ci sono i territori con l'agricoltura intensiva, pannocchie, fertilizzanti, agricologici, andate a vedere il terreno, a volte è difficile trovare che non ricco. Viceversa ci sono delle superfici che invece non sono tali, magari sono condotte ancora con agricoltura di tipo forse residuale o comunque condizioni di semi-naturalità, dove magari ci sono anche degli angoli di naturalità di rilevante interesse, che a mio avviso devono essere paragonati a un bene ambientale, un bene storico, perché dietro a una situazione di questo genere c'è un'evoluzione che spesso risale una migliaia di milioni di anni in cicli geologici, e per cui la biodiversità di cui è ancora in parte parziale molto ricca l'Italia è ancora presente in questi angoli, in qualche angolo di pianura. Quindi la pianura non è da considerare in modo differenziato uguale. Anche perché poi succede, sì, no, la cementificazione magari faccia una pista ciclabile, si passa il metano rotto, si passa il gas rotto, si passano altre cose. Alcuni questi elementi, a mio avviso, andrebbero in via prioritaria tutelati con una legge secca come un bene monumentale, un bene storico, senza passare per gli strumenti di pianificazione che ormai io sono partito 40 anni fa col corso di laurea in pianificazione territoriale, la urbanistica, poi visto che i piani si fanno ma non si applicano. Dal PTRC al PRC. A questo punto non credo più tanto del piano, credo ancora meno in chi attualmente gestisce i tecnici della gran parte delle pubbliche amministrazioni, perché c'è la tendenza a interpretare la norma invece di applicarla, poi si interpreta in modo appunto più consono agli amministratori. Quindi legge secca e chiara tutela degli elementi residuali di biodiversità che non devono essere quindi distrutti, alterati, sia dagli interventi di urbanizzazione e infrastrutturazione, sia dagli interventi dell'agricoltura. Perché prima si parlava dei vigneti sui colli, si parlava appunto dell'agricoltura che tende a distruggere, e gli angoli di biodiversità sono correggentemente distrutti anche dall'agricoltura. La tendenza a estendere quindi bene primario gli angoli residuali che mantengono la biodiversità, perché possono essere presupposti da cui sperare di rendere funzionale il territorio aperto per quel processo che qui parlava stamattina Giannino, cioè il riciclo della materia. Se non abbiamo biodiversità, il riciclo della materia nel territorio aperto non è possibile. È un territorio gestito con metodi chimici, non offre alcun servizio, offre alcuni tipi di prodotti, ma quindi considerare il territorio, questi luoghi, anche per il servizio sociale, per la funzione sociale che possono svolgere. Oltre eventualmente alla considerazione di differenziazione tra tipo di culture agricole e tipo di utilizzazione del suolo agricolo, tra grande azienda estesa e aziende che ancora conservano questo tipo di presenze, e quindi magari facilitare anche con soluzioni economiche. Adesso sono i vari piani di miglioramento fondamentale
anche perché i finanziamenti o il tipo di agevolazioni, visto la povertà delle amministrazioni pubbliche, è probabilmente l'unica fonte per intervenire, per migliorare questi territori aperti, appunto sono i finanziamenti che esistono nell'area dell'agricoltura. Grazie. Allora, vediamo un po' se riesco a riassumere i molteplici temi che sono stati sollevati. Necessariamente adesso faccio solo un elenco, o poco più, delle cose che poi vorrei dire negli 8 minuti, che pur sono pochissimi, che ci sono riservati dopo in assemblea plenaria. Sostanzialmente le questioni diciamo sono tutte molto intrecciate, però la questione madre che potremmo riassumere è il problema del consumo di suolo agricolo. Questo è il problema dei problemi, da cui si generano tutta una serie di effetti. Abbiamo il problema strettamente connesso, è quello che ovviamente se consumiamo il suolo riduciamo le produzioni agricole. E riducendo le produzioni, e non solo, ma si va verso anche, soprattutto per esempio, c'è stata la corsa alla trasformazione, soprattutto di piccoli appezzamenti agricoli, verso la richiesta di quelle famose manifestazioni di interesse di parte, eccetera, per trasformarli in aree edificabili, soprattutto nelle zone periurbane, ovviamente. E dall'altro invece una grossa finanziarizzazione del settore agricolo, cioè grandi società che con i profitti che fanno in tutt'altri settori industriali, io penso per esempio, io sono del Basso Veneziano, praticamente a fine Polesine, lì grandi appezzamenti, lì abbiamo ovviamente il territorio agricolo più vasto, con bassissimi indici demografici, abbiamo alcuni dei comuni più vasti d'Italia, Porto Tolle, Cavarzela, il terzo in Italia, e altri. E lì abbiamo che gli imprenditori qua del nord-est, per esempio immobilieri, hanno comprato migliaia di ettari, Benetton migliaia di ettari ha comprato, quindi anche accorpando aziende agricole minori, dove che ovviamente le produzioni sono produzioni estensive, non si pongono neanche il problema di andare ovviamente a fare le produzioni specializzate, le produzioni di qualità, perché il loro problema è investire i capitali. Molte volte, per esempio nel settore dei immobilieri, anche capitali frutto di grossa evasione fiscale, che adesso non sto a spiegare come, che è perfino legalizzata. Abbiamo connesso con questo il problema della distruzione del paesaggio. Abbiamo il problema anche appunto connesso con le attività agricole estensive dell'uso massiccio dei fertilizzanti chimici, o addirittura dell'uso dei terreni per scaricare per esempio il compostato dell'impianto a biogas in maniera massiccia molto superiore a quanto il terreno è in grado di sopportare. Abbiamo avuto anche un episodio con i 4 morti vicino ad Adrian, di un'azienda che faceva questi giochi qua e che ha in affitto un mucchio di terreni, anzi anche in acquisto, dove buttava sta roba. Abbiamo il problema, un grosso problema, per esempio, di cui si parla soprattutto in quest'ultimo periodo, è il problema della distruzione degli alberi nei centri urbani. I viali alberati che magari hanno decine di anni che vengono segati per farci la pista ciclabile piuttosto che il parcheggio, e motivato dal fatto che gli alberi possono cadere. Questa è la motivazione ufficiale. C'è un'altra motivazione, ancora più banale, però è vera. E
Otare gli alberi, fare la manutenzione del verde urbano costa. I comuni non hanno i soldi, la cosa più semplice è tagliare. Sempre connessa a quel discorso delle aree verdi urbane e delle aree a servizi, c'è un altro fenomeno che i sindaci, estretti dal patto di stabilità e da tutte le elezioni di trasferimenti, trasformano aree destinate a servizi pubblici, già nel comune, in aree edificabili e cercano di vendere, che poi questo periodo le svendono quando gli va bene. E guardate che senza neanche, ho visto fare varianti ai PAP, piani di interventi, senza nemmeno fare le verifiche del dimensionamento. Se aumentano le aree edificabili si riducono i servizi. Si stanno, soprattutto perché quando le grandi città c'è maggiore attenzione, nei piccoli e medi comuni c'è la distruzione delle aree a uso pubblico, cioè la eliminazione. Ecco, vabbè, non voglio fare nulla. C'è il grosso problema, i due nodi fondamentali dello sviluppo del Veneto secondo il modello Galan, Chisso, Brentano e Livisti vari, è quella fondata come sui due assi cardine. Le infrastrutture stradali e autostradali, soprattutto autostradali a pagamento, come in nessuna altra regione d'Italia, un po' la Lombardia, ma non siamo neanche a livello del Veneto, e dall'altra la riproposizione di nuovi grandi poli commerciali, direzionali, eccetera. Cioè, hanno approvato Veneto City, c'è Verona Motor Show, a sud di Verona, ci sono fantasiose aree per la logistica che pare siano tutelate in modo. Sì. Allora, noi a fronte di tutto ciò abbiamo quindi il problema dei centri commerciali che distruggono i centri storici. Abbiamo il problema della casa, troppe case vuote, inutili, inutilizzabili, e l'abbandono totale ormai da 20 anni di tutto il settore dell'edilizia residenziale pubblica per i ceti più deboli, che oggi sono crescenti non solo per l'afflusso degli immigrati, ma anche per l'impoverimento di strati sociali che prima magari una casa potevano anche comprarsela o affittarla a libero mercato. C'è il problema delle grandi opere, ma c'è anche un problema di legalità complessiva in tutto il sistema degli appalti. Adesso non posso farla lunga, ma potrei spiegare come oggi tutti gli appalti, piccoli, grandi e medi, sono tutti truccati, molte volte legalmente truccati, attraverso modifiche legislative che avvengono continuamente nel silenzio generale. Alcune, queste, adesso finendo questa prima sintesi, allora io credo che alcune proposte, sì, il cibo, il buon cibo e gli allevamenti intensivi, dove sappiamo come sono trattate anche gli animali e soprattutto anche poi che producono grandissimo, è una delle fonti principali di inquinamento e anche di produzione di gas serra, di metano di fatto, no? Allora, detto questo, noi a cosa dobbiamo puntare? Dobbiamo puntare a un... Volevo dire una cosa, ma al di sopra di tutto questo mi sembra che non si stia mai pronunciata la parola salute. Sì, magari, sto arrivando. Perché ci sono mezzi per arrivare alla tutela psicofisica dell'individuo. Sto arrivando. Il problema della salute è un problema cardine sicuramente. Inquinamento dell'aria, inquinamento dell'acqua, cibo avvelenato dai pesticidi, diserbanti, eccetera. Questo è il problema dell'energia, è un problema di inquinamento, certo. Scusi, alle 4:03 possiamo venire giù con gli altri? Alle 4:03? Alle 3:03. No, dai, facciamo le 4. No, perché ormai è già tutti quanti con me. Vabbè. Siamo partiti mezz'ora prima. Vabbè. Allora, sì, noi dobbiamo andare avanti su questa idea che abbiamo messo in piedi già da qualche tempo. La consapevolezza che i problemi locali sono problemi globali e che di fronte a un sistema economico e anche direi politico e finanziario
potente, che va ben al di là dei singoli episodi di corruzione. È un sistema talmente radicato che, nonostante appunto le inchieste che continuano ad affidare, per esempio, il Project Finance, l'hanno gara mare, dove su 5 membri del Consiglio di amministrazione 4 sono finiti in galera e hanno continuato ad affidare i noti frati, il che vuol dire che il sistema va avanti al di là delle cose. Allora, di fronte a tutto ciò, è già da qualche anno che i comitati hanno preso coscienza che l'unico modo per tentare di fronteggiare questo sistema e riuscire a fare delle controproposte che abbiano una forza e una credibilità è che comincino a mettersi in rete. Questo l'abbiamo fatto forse per la prima volta in occasione del PTRC regionale, quando abbiamo messo in piedi un gruppo di lavoro, molti sono anche qua, e abbiamo unito quelli che chiamiamo i saperi esperti, Maria Rosa, Luisa, altri, ai saperi diffusi, a quelli della gente che materialmente conosce i problemi sulla propria testa. E in quella occasione abbiamo presentato, forse molti se lo ricordano, 15.000 osservazioni che non solo contestavano, ma proponevano alla fine anche un documento di 150 pagine sottoscritto da 120-130 comitati che proponeva un piano territoriale diverso, un modello diverso, perché dentro il piano territoriale ci stanno tutte queste tematiche, da quelle dell'agricoltura a quelle dell'energia, eccetera. Allora, noi credo che dobbiamo andare avanti su queste cose, dobbiamo cercare di strutturarci in qualche maniera, non in maniera né gerarchica né burocratica, ma strutturarci e relazionarci in maniera più sistematica che più sporadica di come stiamo facendo adesso. Qualcuno proponeva una cosa, in occasione dell'Expo, su cui ci sarà l'attenzione nazionale e mondiale sull'evento connesso proprio con il cibo, quindi con la terra, le produzioni e tutto quello che ci va dietro, di riuscire a fare qualche iniziativa. Qualcuno di Verona preparare in occasione di Vinitaly, che è connesso con l'Expo, qualche iniziativa che abbia una certa rilevanza anche mediatica, che abbiamo il problema di sfondare nei mass media, che naturalmente dove vediamo con che grande difficoltà riusciamo a essere presenti. E addirittura se si riuscisse a cercare di fare proprio in occasione dell'Expo addirittura a Milano, la mia idea di vedere di connettere le reti di comitati lombardi che ci sono con quella veneta e riuscire addirittura a portare a Milano una iniziativa sul problema terra, cibo, acqua, eccetera. Ecco, e c'è un'altra ultima questione, il problema della illegalità e il problema invece di una nuova, anche di proposte legislative. Giustamente Luisa sollevava la questione che il problema del consumo di suolo non basta predicarlo, perché ormai lo predicano tutti. Dobbiamo sfidare le forze politiche su una proposta legislativa anche relativa alla legge regionale urbanistica, che secondo me è la più dannosa, cioè la cosa più dannosa che hanno fatto negli ultimi 50 anni in Italia e nel Veneto. Dobbiamo proporre modifiche legislative fondamentali sulla legge urbanistica veneta nel nostro caso, ma direi nazionale, perché ripeto, se la legge, cioè tutto ciò che accade è scritto nella legge, i progetti strategici, le infrastrutture, la perequazione che sappiamo serve solo a giustificare le operazioni immobiliari, ecco, e tante cose del genere. Quindi è un problema anche di sapere proporre delle azioni di carattere anche legislativo. Ultima questione, io anche dico che un punto cardine della prossima legislazione, la prossima legislatura regionale veneta è un piano casa che non è quello che hanno fatto, ma un piano per la casa, per il recupero. Basta, io dico, bloccare le vendite degli alloggi residenziali pubblici.
e invece un piano per il recupero degli alloggi e istituzioni pubblici, che molte volte, oggi, una volta erano nelle periferie, oggi sono dentro le città e quindi consentono di mantenere dentro le città anche gli strati più deboli, anziché relegarli poi sempre più le periferie. Questo è un punto, secondo me, fondamentale, con tutti i riflessi che ha, sociali, urbanistico, economico, eccetera. Mi fermo qua. Ecco, questo, da domani si comincia poi a lavorare in questo senso, e quindi anche la proposta di Maria Rosa, ma che poi si può anche collegare con anche proposte che ha fatto Luisa e altri, per costruire un modello diverso sia della mobilità. Non è solo il problema della mobilità, ho detto c'è il problema della casa, il problema delle città, per esempio, un altro punto fondamentale, blocco di qualsiasi centro commerciale per extraurbani e viceversa azioni mirate per rafforzare, consolidare, incentivare il commercio nei centri storici e in particolare nei centri urbani minori che si stanno completamente disertificando. Ecco, queste sono delle azioni positive che possiamo anche proporre. Io penso che la proposta Vittadini cosiddetta sia un po' immatura, perché è lanciata così ma non ha strutture gambe. Allora io vorrei proporre che per me oggi è stato fondamentale, perché è vero il consumo di suolo, ma è stato vero quello che ha detto Scarpa ora, che il territorio aperto è diversificato, che la biodiversità, che raccordare la città col suo fuori. Nella città la biodiversità esiste tanto quanto nel fuori, e fino ad oggi la città è stata il cancro dell'ambiente, quella dove si produceva tutto il male possibile. Non è detto che debba essere così, raccordiamo le due cose, raccordiamo quello che succede in città di buono, usiamo gli alberi per diminuire il consumo dell'energia, usiamo gli alberi per governare l'isola di calore, usiamo gli alberi e il verde per reimpermeabilizzare il suolo, per evitare le inondazioni, cioè c'è un mare di cose che stanno insieme. E io le ho sentite qua oggi, tutte. La cosa che vorrei proporre è che, prendendo spunto da questi puntuali appunti che io ho scritto tutto quello che avete detto, si faccia una sorta di elenco di criteri, di lettura del territorio, di lettura dei nostri tutti i territori. Dopo di ciò ci mettiamo d'accordo, è interessante, non è interessante, ci possiamo impegnare a leggerli tutti in questo sistema e poi a metterli insieme, valorizzando le risorse, leggere il territorio come risorsa, con tutti i suoi aspetti di risorsa. Quando sappiamo quali sono le nostre risorse, ad esempio il consumo di suolo, una delle cose più incredibili in tutte le leggi, compresa la perfida legge veneta e anche in quelle di molti altri regioni, c'è scritto bisogna non consumare nuovo suolo non urbanizzato ove possibile. Ove possibile. Allora la lettura del cittadino che abita lì è proprio dare senso a dove possibile, e quindi il riconoscimento dei luoghi che sono riutilizzabili, che sono disponibili, che sono risorsa, che si possono, dove l'ospedale, a me mi fa male al cuore sapere che l'ospedale non si può fare perché va in area agricola. Io l'ospedale lo voglio fare e non in area agricola. Allora c'è bisogno di questi sguardi, e io credo che la platea di oggi qui e nelle altre stanze siano gli sguardi giusti. Se voi siete d'accordo, io posso, io mi impegno a mettere giù questa scheda e poi diventerà la proposta Ti sei dimenticata di questo? No, non mi sono dimenticata, ma c'è questa esperienza di Portland in cui io già subito qui mi impegno a fare una sorta, io ho già preparato una lezione per i miei studenti, l'ho già fatta, farei volentieri un incontro facendo vedere queste cose che ho preparato con loro e discutendo insieme, perché lì è la gestione della città
suggerivo di Maria Rosa, nella tua relazione mi farai quelle che sono state la lettura del territorio di punti particolari, punti ricchissimi che sono venuti fuori, da proprio delle proposte, perché ci sono state delle proposte molto concrete, da quella tua, che io metterei in grande risalto, a quella delle stazioni, ad altre, no? Poi c'è il problema delle caserme, insomma sono venute fuori delle proposte. Io d'altra parte ne ho fatte in quei 7 punti. Quando ho parlato della legge, della proposta di legge, non ho parlato della generica proposta di legge da rifare. Io ho fatto una proposta di fare un articolo unico di una legge di iniziativa popolare, perché voi capite che quando si va a chiedere una firma bisogna che sia molto semplice, quello che si chiede, uno non si mette a leggere 30 articoli, dove è scritto semplicemente stop al consumo di suolo, lo diremo in termini legislativi, però il concetto è questo: stop al consumo di suolo, una proposta di legge di articolo unico. Questo è quello che ho proposto nelle varie cose. Io suggerisco, mi permetto a te, di dire, allora, la platea che abbiamo qui ha in qualche modo condiviso le tue relazioni. Io spero che sia stato così, perché me l'hanno detto in molti che condividevano la relazione e quindi anche le proposte positive. Poi ci sono stati degli arricchimenti e io elencherei molto semplicemente le 10-20 cose che sono state dette da ognuno, farei proprio un elenco in questa, perché in qualche modo questo nostro lavoro fatto da ognuno che è venuto qui ha parlato magari per 5 minuti, però alla fine si può fare una sintesi, perché soprattutto un aspetto è stato molto sottolineato che non era stato sottolineato nelle nostre 2 relazioni sulla terra, che è quello dell'agricoltura. E quindi darei abbastanza risalto a questi aspetti, oltre alle cose che sono già state dette e ribadite delle relazioni iniziali. Ci sono stati questi aspetti che riguardano il cibo, l'agricoltura, la biodiversità, eccetera, eccetera, di una parte e anche di altro che tu avrai sicuramente segnato. Questo credo che sia la relazione finale che ci si aspetta, è questa, e poi le 2 o 3 proposte molto concrete che Don Antonio Silvio ha Grazie. È un suggerimento. Proprio un pensiero che però è fondamentale, che per me era la base del discorso anche degli allevamenti, e cioè che tutte le varie proposte molto belle e positive fatte, secondo me devono appunto essere guidate da un reale rispetto per questa nostra madre terra e degli altri abitanti che come noi appunto la vivono, e cioè gli animali. E questo lo dico perché tante cose come le piste ciclabili, anche stesso il discorso dell'agricoltura, è vista troppo spesso in una maniera come utilitaristica, e mi riallaccio anche a quello che ha detto Roberto Scarpa sul fatto anche di mantenere delle zone naturali che, tra parentesi, servono anche, per esempio, lui è della Lippus, servono anche per la vita degli uccelli, che peraltro hanno un compito fondamentale non solo per la loro stessa esistenza, però un compito fondamentale anche per tutto, anche per noi stessi, insettivori, eccetera, eccetera. Quindi rispettiamo appunto la terra, questa nostra grande madre terra, siamo meno antropocentristi, come ha detto la signora, pensiamo appunto a tutte le necessità, però senza sfruttare e pensando appunto globalmente a tutti gli abitanti del pianeta, tenendo presente che anche la natura eccetera ha bisogno di vivere per se stessa, non per quello che dà a noi, o perlomeno non solo per quello che dà a noi. Adesso qua l'ho detta molto in fretta eccetera, però per me è un pensiero fondamentale che tra l'altro ovviamente visto anche per esempio anche lo stesso Mountain Wilderness fa un discorso simile. Grazie. Abbiamo affidato Vandana Shiva e abbiamo fatto
delle considerazioni, abbiamo avuto dei momenti di attenzione eccetera. A Bagnoli alcuni sindaci, un bel numero di sindaci del territorio della Bassa Padovana in particolare, della San Cisica, hanno sottoscritto la carta di Bagnoli, che sono delle modeste indicazioni da condividere da parte di amministrazioni comunali del territorio. E mi pare che l'ultima definizione, l'ultimo incontro che poi si sono fatti tra di loro eccetera per capire come muoversi, sia legata all'aspetto educativo, perché i comuni dicono, al di là di buttare o meno il riservante sugli incidi dei fossili eccetera, almeno condividiamo l'aspetto educativo, vediamo come poter fare a rivolgere ai nostri ragazzi alcuni messaggi che riguardano l'alimentazione, il cibo, il territorio, il paesaggio e tutte le questioni che oggi abbiamo detto. Nel pomeriggio siamo venuti a Padova e la cosa impressionante è che, parlando di piante, sementi, piantine e sovranità alimentare, avevamo una platea giovanile che era assolutamente straordinaria, gente che ha 22 anni, 20 anni, 19 e 25, per cui viene da dire, anche in base a una battuta che ho sentito prima sull'età media di questo nostro incontro, no? Che probabilmente dobbiamo cominciare a ragionare nel modo di comunicare, nelle proposte che si fanno, perché i giovani possano capire e vedere il senso di un impegno che riguarda un diverso modo, un diverso modello di sviluppo, che metta insieme tutte le cose che abbiamo detto. E questo a volte secondo me non ci si arriva molto bene. Faccio un esempio stupido e poi vi lascio. In un paese confinante con noi, Slovenia, d'estate i giovani, gli studenti possono lavorare regolarmente, inquadrati nelle aziende, costano 5 euro a ripresa, prendono 4 euro i ragazzi e non possono ovviamente superare essere maggioranza della forza lavoro dell'impresa in quel periodo. Lo Stato, il governo, le regioni, non mi ricordo, vedono questa questione come un elemento anche che fa parte del processo educativo dei giovani. Ora credo che una proposta di questo tipo, non so con che competenze regionali, scusate la mia ignoranza, possa essere anche dare delle risposte positive, perché potremmo inserire, e vi posso garantire che nel lavoro che faccio io, di gente che cerca lavoro, di ragazzi che cercano di fare stage, di giovani che vogliono completare il loro corso di laurea valutando un'impresa che faccia ambiente oltre che economia, ce n'è tantissimi. Per cui proposte che vadano incontro alle nuove generazioni credo che siano doverose quantomeno. Noi siamo tutti un po' grandini, mi pare, a parte un unico intervento sui 26 anni, per il resto siamo tutti, come si dice in Sicilia, non vecchi ma grandi. Ecco. Per cui questa proposta giovanile, finisco qua perché il campo mi viene basta. Grazie.